Buonasera dal Forum Mambela di Firenze, collegati con la Champions, collegati con questa gara di Champions per l'appunto che è molto importante per le due formazioni. Come sentite c'è l'inno della Champions e allora ascoltiamolo in silenzio. E allora ecco qui il benvenuto del pubblico del Savino del Bene Scandicci e naturalmente all'Imoco Conegliano. Allora siamo su questa prova che andiamo a fare questa sera per la prima volta con le nostre telecamere che inquadrano il pubblico di Coneglianese, il pubblico di Conegliano che è arrivato qui al Forum Mambela, sono circa una cinquantina di persone che appoggiano e appoggeranno per tutta la durata della gara appunto la formazione dell'Imoco Conegliano. Stanno per entrare gli starting six, quindi seguiremo in diretta questa partita che ha il sapore dell'importanza veramente spasmodica, perché tutte e due le squadre lo stanno vivendo e lo hanno vissuto in questa giornata, in questo pomeriggio molto con tensione da parte anche dell'Imoco e soprattutto da parte anche della formazione fiorentina che ha naturalmente dalla sua forse un favore in più, cioè quello che può anche eventualmente perdere, perché poi avrebbe un valore migliore nelle seconde che saranno ripescate, mentre Conegliano può solo vincere, anzi deve solo vincere per andare avanti e beccare i quarti di finale. E allora Robin De Cruyff, poi Lowe per vedere con Anna Danesi, poi naturalmente al palleggio Volos, va in campo anche Miriam Silla e naturalmente andiamo a scoprire il numero 5 che è Robin De Cruyff, che lo abbiamo già detto, eccola qua, Miriam Silla con Hill per quanto riguarda il sestetto coneglianese, con Monica De Gennaro nel ruolo di libero. E adesso vediamo naturalmente anche la formazione del Savino del Bene con Ofelia Malinov per quanto riguarda il numero 4 il palleggio, poi con il numero 5 Ferreira che è la centrale del Savino, poi con il numero 11 Isabella Hack opposto. Andiamo a continuare con il sestetto con il numero 15 Jovana Stefanovic, centrale serba, il numero 16 Lucia Bosetti, schiacciatrice, capitana della squadra, poi con il numero 18 Elizza Vasilieva, schiacciatrice. Il libero è anche in questo caso una grande giocatrice come Enrica Merlo, libero appunto della Savino del Bene. E allora siamo pronti per dare inizio a questa gara che come vi ho detto riveste importanza soprattutto per quanto riguarda questa Champions, perché andiamo a vedere il bilancio delle squadre, dei confronti tra i due team. Sono giocati 12 match giocati nel campionato italiano, 8 vinti dall'Imoco e 4 vinti dalla Savino del Bene Scandicci. Un match giocato in CEV Champions League vinto dall'Imoco Volley nella semifinale italiana di Cup. Savino del Bene Scandicci Imoco Volley è terminata 3-0 e quindi non ci sono stati grossi problemi per la formazione di Daniele Santarelli. Abbiamo incrociato stamattina qui a Firenze proprio Daniele Santarelli, lo abbiamo visto molto concentrato, come sono concentrate tutte le ragazze naturalmente della compagine coneglianese. C'è sugli spalti, anzi poco vicino a noi, anche il commissario tecnico della nazionale italiana Davide Mazzanti, ex allenatore di Conegliano. Iniziata intanto la gara e c'è il primo punto per Conegliano che mette giù il primo punto con il muro di Castelov che va a terra e quindi 1-0 per Conegliano. Al servizio ancora Anna Danesi per l'Imoco, la ricezione con Malinov che imposta bene sull'attacco e per l'attacco della formazione
di casa. Ci aveva provato in precedenza Isabella Hack, che era stata rigiocata la palla. Secondo punto messo a terra ancora dalla formazione coneglianese, che va in vantaggio 2-0. Primo set qui al Mandela Forum di Firenze. Danesi, terza palla, buona, ancora in difficoltà la ricezione di Merlo, che concede questa palla troppo facile per De Cruyff, che la mette senza problemi dall'altra parte, conquistando e portando a casa il terzo punto per la compagine appunto di Conegliano. Quarta battuta di Danesi, ancora la ricezione con Malinov che serve Vasileva, bloccate, allora può Conegliano passare al contrattacco con questo pallone di Hill che termina fuori, e c'è il primo punto per la Savino del Bene Scandicci, salutato dagli applausi del pubblico presente, non moltissimo qui al Mandela Forum, però attenzione perché può anche ingannarci, visto che il Mandela è un splendido impianto usato anche soprattutto per numerosi concerti musicali. Servizio Ferreira, la palla vola dalla parte opposta in Bagher De Gennaro, poi l'attacco sporcato sul muro da parte di Kimberly Hill, che porta a casa il punto numero 4 per la formazione dell'Imoco. 4-1, e sempre naturalmente in ascolto dal Mandela Forum. Questa volta Krastalov manda lunga e lontanissima la palla, il secondo punto regalato, è il caso di dirlo, proprio alla Savino, che si appresta alla battuta con Isabella Hack, una delle giocatrici più in forma del momento del Savino. Attacca Miriam Silla, splendido pallonetto che va a terra, brava Miriam, uno splendido pallonetto che beffa il muro a 2 di Savino, e c'è il 5-2. Noi inquadriamo naturalmente, come potete vedere, il tabellone, molte volte scivoliamo poi sul pubblico presente con numerosi tifosi coneglianesi presenti qui al Mandela Forum. Attacca benissimo in lungolinea Krastalov, ancora va a prendersi il punto numero 6. L'Imoco ha iniziato bene questo primo set. Parisi guarda il tabellone, dà un'occhiata a quello che può essere il risultato per il momento. 4 lunghezze di vantaggio per la formazione di Conegliano. Malinov fa il palleggio, ancora cercata Stefanovic dal centro, può rigiocare ed è una buona palla quella di Cruyff, De Cruyff, che viene giocata ancora da Merlo, che poi sceglie di andare su Vasilieva e mette a terra Vasilieva il punto numero 3. Eccolo il pubblico di Conegliano, vedete l'NPU di Conegliano sono stati qui a Firenze con un pullman, con una corriera, per sostenere naturalmente le loro beniamine. Gran palla di Volos, che di prima intenzione mette dalla parte opposta e guadagna il punto numero 7 Conegliano, 4 lunghezze di vantaggio. Al servizio De Cruyff alla battuta, con palla che arriva sulla ricezione lasciata intelligentemente da Merlo e da Isabella Hack, palla che termina fuori, lunga la battuta, quindi quarto punto per la compagine del Savino, che va alla battuta con Johanna Stefanovic. Buona la ricezione di Conegliano con il tentativo di schiacciata, una diagonale di Löwe rigiocata dalla Savino, che poi va giù direttamente con Vasileva. Brava Vasilieva, una bella giocata che porta il punto numero 5 per Savino del Bene Scandicci. Serve ancora Stefanovic, Volos per il diagonale imprendibile per Anna Danesi, che va a punto numero 8, ritorna più 3 Conegliano, 8-5, ancora qualche immagine con la nostra regia che scorre sul pubblico di Conegliano, naturalmente su questa radio video cronaca, chiamiamola così. Spinge Malinov dalla parte opposta, si rigioca Volos, la seconda linea provata, ma ha trovato anche il muro vincente
e si alzano i cartelli di murata murata del pubblico di casa. Ofelia Malinov al servizio, alla battuta per la compagine di casa. Miriam Silla mette giù questo pallone con estrema facilità. Un lungolinea terribile, terrificante, che non lascia scampo alla difesa e alla ricezione della Savino. Malinov dietro per Lucia Bosetti, si rigioca. Un po' di confusione, poi risolve tutto Hill. Un po' di confusione c'era stato nel tentativo di rigiocare in bugger tra Volos e De Gennaro, poi risolve tutto Kimberly Hill mettendo giù il punto numero 10 e sono 4 le lunghezze di vantaggio per Conegliano. Miriam Silla ancora al servizio. Malinov spinge in banda ancora per cercare Isabella Hack, si rigioca la palla, poi la palla termina fuori, non riesce a rigiocarla Conegliano con la sua ricezione, la sua difesa, e allora c'è il 7° punto di Savino del Bene Scandicci. Eccola Lucia Bosetti, va al servizio Lucia Bosetti, buona la palla, Miriam Silla un pochino in difficoltà, poi Volos dietro per Love, la palla termina fuori, è lunga la palla, vi ricordo match di Champions, abbiamo bisogno, e qui parlo per Conegliano, che ha bisogno di vincere assolutamente con qualsiasi risultato, deve portare a casa questa partita, questa vittoria, per poter sperare poi di approdare ancora Kastralov su questa bellissima palla datale da Volos, che non lascia scampo senza problemi l'attacco di Conegliano. 11-8, 3 lunghezze di vantaggio ancora da tenere. Anna Danesi, Merlo, Malinov, giù per Ferreira, Murato, e allora si rigioca dalla parte opposta con Kimberly Hill, ancora con Merlo, poi aveva giocato in bugger anche Lucia Bosetti, la palla è per Conegliano con Kastralov che ancora va a terra, mette giù molto bene Love, in piena forma in questo periodo. 12° punto per Conegliano e sono 4 le lunghezze di vantaggio. 4 le lunghezze di vantaggio, la palla sfila ma è ace, vediamo. Sì. C'è l'ace di Anna Danesi, lasciata male, controllata male, allora Parisi corre subito ai ripari, perché sul 13-8 bisogna fermare le proprie ragazze, vedere quello che non va. È sempre stata davanti l'Imoco Volley Conegliano in questo primo set qui al Mandela Forum di Firenze. Si gioca di fronte ad un pubblico non eccessivo, diciamo così, è un pubblico che comunque ha già sottolineato con parecchio incitamento da una parte e dall'altra. Da parte di Conegliano sono arrivate circa una 50ina di persone, mentre per quanto riguarda Savino del Bene Scandicci naturalmente c'è tutto il calore del pubblico, come chiede adesso lo speaker, per quanto riguarda questa gara che, ripeto, ha importanza fondamentale, determinante per Conegliano, che deve assolutamente vincere con qualsiasi risultato per andare a sperare naturalmente di andare nei quarti di finale e poi correre ancora per la Champions, che è uno degli obiettivi della società senza dubbio. In bugger Volos nella parte opposta, Malinov che spinge ancora per Hack, che trova il mani fuori con il punto numero 13, con il punto numero 9, scusatemi, per Savino. Al servizio Ferreira adesso, che proprio arriva vicino alla nostra postazione. La battuta di Ferreira, eccola qui, va la palla dalla parte opposta, può giocarla Volos che sceglie una buonissima alzata in rovesciata, risponde Malinov, c'è Mazzanti a guardare Malinov naturalmente, e poi tutte le potenziali azzurre che ci sono in campo, e ce ne sono parecchie, e Malinov è la palleggiatrice titolare appunto della nazionale italiana, quindi gli occhi ci sono tutti
Mazzanti su di lei per vedere come continua a muoversi molto bene, tra l'altro Malinov in difficoltà, ad una mano Volos, ad una mano stupenda questa palla alzata per Robin de Cruyff che la ripaga di questa palla messa a terra. 14° punto, 14-10 per Conegliano, avanti di 4, ma grande palla di Volos ad una mano per la schiacciata di de Cruyff. Love, lunga purtroppo la battuta dell'americana. 11° punto per Savino del Bene Scandicci, ne approfittano per parlare Merlo e Bosetti. Va al servizio Isabella Hack, l'opposta fiorentina. Buona la battuta e altrettanto bene la ricezione, e poi l'impostazione di Volos su ancora Kimberly Hill che non tradisce, diagonale che va a terra, non riesce a rigiocarla e non riesce a difendere Lucia Bosetti. 15-11 per Conegliano, 4 lunghezze di vantaggio mantenute fin dal via. Kimberly Hill, la battuta, ancora Bosetti, Malinov che spinge dietro per il tentativo di andare a schiacciare di Stefanovic che viene murato dal muro 2 di Conegliano. Splendido, mette a terra il 16° punto e adesso sono 5 le lunghezze di vantaggio. Kimberly Hill al servizio, buona Malinov che sceglie ancora Vasilieva dalla parte opposta ma termina fuori, e allora può giocare ancora. C'è un cambio fuori Vasilieva e dentro Veronica Visconti che va alla battuta. Ecco il cambio annunciato, fuori Vasilieva e dentro Veronica Visconti. Di là la palla, Miriam Silla, Volos che sceglie ancora Kimberly Hill, sta spingendo molto su Kimberly Hill, palla non passa di Lucia Bosetti e allora c'è il buon lavoro a muro ancora di Conegliano. 17° punto, 5 lunghezze di vantaggio. Conegliano sempre davanti in questo primo set qui al Mandela Forum di Firenze. Match valevole per il passaggio di turno della Champions ed è importante per Conegliano non perdere. Viene in bagger de Cruyff, poi Volos ancora per Miriam Silla, sceglie un pallonetto ma questa volta viene rigiocato, spinge Malinov ma solo in bagger dalla parte di Visconti e allora riattacca Conegliano con Miriam Silla, ancora rigiocata, Merlo in bagger dalla parte buona questa volta con la Hack che mette in difficoltà Conegliano, risponde Miriam Silla, muro a 3, poi ci sei, prova a tenerla su Malinov ma la palla era lì dietro il muro a 3 costruito e messole da Parisi su questi attacchi di Miriam Silla che ha provato prima con un pallonetto e poi ad andare sul mani e fuori, che è riuscita. 18° punto per Conegliano e c'è il time out chiesto ancora da Carlo Parisi che è l'allenatore in primis della formazione fiorentina, con il vice allenatore Simone Bendandi, allenatore invece per Conegliano Daniele Santarelli, vice allenatore Alessio Simone. Questo per quanto riguarda lo staff coneglianese. È una formazione quella di Conegliano che è scesa ieri a Firenze, si è allenata ieri sera e poi si è allenata stamane alle 11:30 alle 13 circa. E come abbiamo sentito anche nell'intervista che abbiamo fatto ascoltare questa mattina, abbiamo fatto scandire a Daniele Santarelli come si vive questa giornata, come ha vissuto questa giornata, l'ha vissuta in modo teso ma da ambo le parti, perché anche buona Malinov che spinge per Lucia Bosetti che ancora non è entrata in partita, e allora dalla parte di Miriam Silla invece va giù questa palla che non riesce a essere rigiocata da Merlo, non ce l'ha fatta. 19°, 7 le lunghezze adesso di vantaggio, si allunga il gap, si allunga il buco che c'è in questo primo set per Conegliano. Robin de Cruyff, The Queen al servizio, palla che sfila via lunga e allora c'è il punto numero 13 per Savino del Bene Scandicci che va al servizio con Jovana Stefanovic, la centrale serba, campione del mondo. E la palla che passa, Miriam Silla prova a giocarla, a metterla giù, che palla, e questa volta c'è la doppia fischiata a Volos
non è molto convinta e contenta Volos, però era scivolata anche su questo palla. Adesso va a sorridere un po' all'arbitro per quanto riguarda questa doppia che gli è stata fischiata. Effettivamente la palla era uscita male dalle mani sante di Volos e l'arbitro ha fischiato il punto per Savino. Ecco la Volos ancora a scegliere Krastrolov che spara su Ferreira, mani e fuori, palla del 20° punto, 20-14. Primo set al Nelson Mandela di Firenze, dove Conegliano si gioca una partita importante già per la sua stagione. Malinov deve correre, poi trova il muro di Krastrolov, ma c'è un'invasione, mi pare, sì. Quindi nulla da fare, o palla data alla formazione di Conegliano al servizio con la sua palleggiatrice Volos. Malinov dalla parte opposta, attacca Hack, tiene Conegliano, in bugger Danesi dalla parte di Merlo e allora spinge bene Lia Malinov, c'è il bugger di De Gennaro, scambio lungo, ancora Miriam Silla che mette giù, tiene lì, 22-14, sono 8 le lunghezze di vantaggio in questo primo set che si è allungato. Cambio per Parisi, mi pare, sì. E allora cambio la palleggiatrice Parisi, dà un po' di respiro a Valeria Malinov, scusatemi, a Malinov e dentro Valeria Caracuta per provare ad inventare qualche cosina, far respirare un po' Lia Malinov. Ecco la Caracuta alla prima palla su, e c'è una palla che viene fischiata contro Savino Del Bene. C'è stata un'invasione e allora 23° punto per Conegliano, primo set al Nelson Mandela Forum di Firenze. Bosetti in difficoltà, Caracuta al palleggio in bugger, poi Bosetti ci prova, brava Volos a girarla ancora, De Gennaro dalla parte di Krastrolov, quasi in difficoltà Savino, Caracuta in bugger ancora, prova a girare molto bene Lucia Bosetti, ma la palla termina fuori e anche lei non è convinta, in effetti sbuffa. 24° punto, 24-14, è scivolato via questo primo set per Conegliano che non ha avuto grosse difficoltà, sempre con un vantaggio di 3 o 4 punti, allungati adesso addirittura a 10. Primo set ball, Lucia Bosetti, Caracuta, giù per Hack che prova a tenere il muro di Anna Danesi, non ce la fa e allora ha annullato il primo set ball. Ci prova Valeria Caracuta a mettere palla dalla parte opposta. 24-15, secondo set ball per Conegliano, sì, con il Volos e giù Anna Danesi, 25-15, chiude il primo set Conegliano, vincendo 25-15 al termine di un ottimo set, dobbiamo dire, che non ha mai lasciato respirare la formazione del Savino Del Bene. Ed ecco il pubblico di Conegliano che naturalmente incita le sue ragazze. È iniziata nel miglior modo possibile questo primo set qui stavo per dire al Palaverde, ma invece siamo al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il pubblico coneglianese, li vediamo. E allora ci fermiamo un secondo, lascio, se non sentirete la mia voce, lasciamo l'immagine del pubblico di Conegliano.
Rientriamo dal Nelson Mandela di Firenze per il secondo set di Savino del Bene Scandicci, Moco Volley Conegliano. Primo set per l'Imoco che ha vinto 25-15 al termine di un buon primo set che ha visto sempre le ragazze di Daniele Santarelli davanti prima di 3-4 lunghezze, poi si è allungato il gap andando fino ai 10 punti del risultato finale, 25-15. Primo set quindi portato a casa e adesso vediamo come reagisce Savino del Bene e come reagisce naturalmente anche Conegliano. Tutto è pronto, 0-0, si può partire con le immagini che vediamo dei nostri tifosi al Nelson Mandela. Il primo attacco di Lowe viene murato da Stefanovic e allora c'è il murata di casa Savino del Bene. Lowe, primo attacco sbagliato con il muro che ha funzionato da parte di Savino. Palla che passa, ancora può giocare Conegliano con il tentativo di Kimberly Hill, nulla da fare. Dal centro mette giù ancora Stefanovic, ancora Jovana Stefanovic dal centro, non perdona. 2-0 per la compagine fiorentina. Buona la palla, no, perché non passa Vasilieva e allora c'è il primo punto per Conegliano. 2-1. Danesi al servizio, adesso inizia il giro che prima ha fatto male alla Savino. Eccola qui, Danesi, poi ancora spinge Malinov e tiene De Cruyff. L'attacco di Kimberly Hill viene rigiocato da Lucia Bosetti. Volos che sceglie Lowe, muro di Bosetti, molto brava, muro a 1 di Bosetti che non concede spazio a Lowe. Lowe ancora una volta si accusa di aver sbagliato questa palla. Secondo attacco di Lowe e adesso ne approfitta Santarelli per chiamarla a fianco a sedia. Ha detto qualcosa probabilmente su come cambiare la rincorsa o dove mettere questa palla, perché Bosetti non si fa suggerare tante volte, quindi attenzione. Quindi attacca ancora Conegliano con la mano sinistra Kimberly Hill perché era troppo fuori. C'è il quarto punto di Savino del Bene Scandicci che ha reagito bene dopo il primo set perso, è passata subito in vantaggio di 3 lunghezze. Va al servizio ancora Stefanovic, Hillenbacher spinge su Lowe, il diagonale viene rigiocato dalla Savino, tiene tutto adesso, è una bella partita, è salita di tono ancora. Pallonetto di Miriam Silla, stupendo pallonetto di Miriam Silla che dimostra di avere quell'intelligenza perché aveva visto ben piazzata ancora una volta Lucia Bosetti, palla che è stata messa a terra da Miriam Silla per il punto numero 2 di Conegliano nel secondo set. Lowe al servizio, spinge Malinov per Lucia Bosetti, prova a tenere ancora Conegliano, la palla non passa dalla parte opposta però Kill era troppo sotto. Vuole la pulizia del campo Kimberly Hill, ecco che arrivano le addette. 5-2, 3 lunghezze di vantaggio da recuperare per Conegliano, un po' il contrario del primo set. Adesso davanti c'è la Savino, Malinov al servizio, Volos che spinge ancora per Lowe, ancora Lowe trova il muro di Ferreira, molto ben piazzato. Ed è il terzo errore di Lowe. Terzo errore di Lowe per Conegliano. Miriam dalla parte opposta ancora, anche Robert De Cruyff. Comincia a funzionare il muro di Savino del Bene Scandicci che mi sembra si sia mollata un pochino e allora ne approfitta subito con 7-2 per la formazione di casa. Ne approfitta Daniele Santarelli per chiedere il suo primo time out. Vedete il risultato dal tabellone che inquadriamo: 7-2 per la compagine
di Firenze. Adesso si è un po' riempito il Mandela Forum, non eccessivamente, però un buon pubblico, e tra gli spettatori proprio qui nella tribuna stampa vicino a noi il tecnico della nazionale Daniele Mazzanti, che sta guardando attentamente le sue azzurre. E adesso si riprende a giocare dopo che Santarelli ha impartito le ultime. Adesso ha dato qualche disposizione anche alla panchina. E De Cruyff si fa bloccare anch'essa dal muro di Ferreira, che ha messo la mano. Ecco il doppio cambio solito a cui siamo abituati. Allora, fuori Lowe, dentro Bekis, fuori Volos, dentro Fabris. E allora entra Fabris, altro terminale. Ha fatto respirare, fa respirare Lowe, che si è beccata 3 muri in precedenza. E allora adesso cambio con Bekis al palleggio e dentro Fabris. La croata è pronta a muoversi, è pronta a portare naturalmente il suo apporto anche in Champions per Conegliano. 8-2 per Savino Del Bene, la palla passa, De Gennaro in bagger, Bekis che va dietro ancora per Kimberly Hill, ma si rigioca. Adesso c'è anche la Savino. Bekis ancora al palleggio, dietro ancora per Kimberly Hill, mani e fuori, e punto numero 3 per Conegliano. Buona l'insistenza di Marta Bekis su Hill con 2 schiacciate, la seconda è andata a buon fine, mani e fuori. Hill al servizio, palla che va, è buona. Allora Malinov va dietro per Lucia Bosetti, che adesso si prende la murata di Miriam Silla. 8-4, prova a ridurre il gap la compagine coneglianese, va a rimediare 4. E allora Santarelli ha guardato fino all'ultimo la posizione delle atlete di Parisi e poi ha dato indicazioni a Kimberly Hill. La palla lì ancora, con il costringe Malinov a correre, e allora si può giocare. Conegliano, l'impostazione con Bekis per De Cruyff, con un braccio non può tirare sulla palla Stefanovic, e allora punto numero 5, riduciamo a 3. Parisi dietro la cartelletta per non far vedere nessuna indicazione al suo collega dalla parte opposta della rete. Kimberly Hill al servizio, è buona la palla, è buona, in difficoltà la ricezione ancora di Merlo. In bagger anche Hack dalla parte opposta, può attaccare Conegliano. Bekis che spinge su Miriam Silla, rigiocata. E allora ancora dalla parte di Savino Del Bene con Malinov in bagger anche per Hack. E allora ci prova Conegliano, tiene Bekis per Miriam Silla, si gioca, scambio lunghissimo, si gioca ancora con questa palla, tiene Miriam in bagger, poi la schiatta di Kimberly Hill, ancora mani e fuori, e ancora il punto numero 6. È stato uno scambio molto bello e molto lungo. Le ragazze ne approfittano per respirare un pochino, vuole la pulitura del campo De Gennaro, e anche per respirare un po' di più. 8-6 e Kimberly Hill continuerà a servire lì su Lucia Bosetti. Vediamo se è stata questa l'indicazione ancora di Daniele Santarelli. No, questa volta per Merlo per Malinov. Buono l'attacco di Ferreira questa volta, che mette a terra il 9 punto, 9-6. Torna a 3 lunghezze ancora con l'attacco di Ferreira, che va sul campo di Conegliano senza poterlo rigiocare. Ma adesso ci prova Lucia Bosetti. De Gennaro prova questa palla e riesce la croata Fabris. La palla di Bekis era proprio sotto rete, è riuscita a giocarla molto bene Fabris. Riduce a -2 Conegliano, 9-7. De Cruyff fa il servizio, è buona. E allora Malinov che sceglie ancora la numero 18 Vasilieva. La palla però in lungolinea termina fuori. Applaude Santarelli perché le coneglianesi si sono rifatte subito, sono riportate a -1, ed ecco Carlo Parisi che in effetti blocca le sue e vuole parlare con il sestetto che ha mandato in campo. Ecco intanto i nostri
i nostri stupendi tifosi che sono scesi a Firenze anche quest'oggi, turno infrasettimanale di Champions, ma troppo importante, come abbiamo sentito prima nell'intervista con Paolone Sartori, che vediamo con tanto di megafono. E allora c'è la voglia di appoggiare, di continuare a fare il tifo e con la voglia di continuare a tenere naturalmente per quanto riguarda la compagine coneglianese, che deve provare ancora a ritornare in partita, a ritornare in gioco anche in questo secondo set, dove è cominciato nel modo in cui aveva cominciato nel primo proprio Limoco, cioè sotto. Adesso -1 per Limoco con Robin de Cruyff, ovvero The Queen, al servizio. Vai! È buona la palla, la ricezione è altrettanto, ma deve correre Malinov, un po' in difficoltà, prova a passare, funziona il muro a 2 di Conegliano e allora Malinov ancora in bugger, poi arriva, bravissima, arriva Hack a mettere giù questo diagonale che piega le mani alla ricezione e alla difesa coneglianese. 2 ancora i punti di vantaggio per Savino Del Bene Scandicci, che non accetta di subire la rimonta di Conegliano e va al servizio con Adenisia Ferreira. Eccola. Ferreira, alla che va lunga, Miriam Silla ci mette il bagherone e poi Miriam Silla che va giù a chiudere, chiude Miriam, ha fatto tutto lei, un bagherone, riuscito a prendere il passaggio per la sua palleggiatrice, che le serve una buona palla da mettere a terra e non si fa pregare. 10-9. Fabris al servizio, ancora l'attacco di brava De Gennaro che fa rigiocare Miriam Silla, ancora che ci prova. C'è un tocco forse? Sì, l'arbitro lo dice subito che c'è il tocco a muro e allora c'è il 10-10, pollice alto di Santarelli verso il primo arbitro, che ha visto da solo questo tocco e Conegliano raggiunge la parità anche nel secondo set. Può rigiocare, giù Miriam Silla, 3 punti per lei, continuati, brava. Giù Miriam Silla, 11-10, sorpasso Conegliano, sorpasso Imoco, attenzione, secondo set qui al Nelson Mandela Forum di Firenze. Si gioca con la battuta di Fabris che scivola e va in rete, purtroppo per Fabris. Nulla da fare, ne approfitta per scambiare un parere con Santarelli e allora fuori dalla ricezione Fabris con De Gennaro, Kimberly Hill e Silla dietro a tutto. Eccola qui Hill, poi Bekis, sceglie Fabris, trova il muro Fabris, anche lei trova il muro dalla banda come l'aveva trovata in precedenza Lowe, perché il muro di Savino Del Bene Scandicci sta funzionando in questo secondo set. Sorpasso ancora di Savino, 12-11. Hillenbager, Bekis, giù Anna Danesi, palla fuori però questa volta, palla che termina fuori. Adesso è un momento un po' particolare perché ha ribattuto colpo su colpo la Savino, 13-11 anche dopo essere stata sotto di una lunghezza prima nel sorpasso. Hill, Bekis spinge su Miriam Silla, ancora l'arbitro ha visto qualcosa, un'infrazione sotto rete da parte di Anna Danesi mi pare, e allora c'è il 14° punto, ritorna il sestetto iniziale perché Santarelli fa il doppio cambio ancora, fuori Fabris, dentro Volos, fuori Bekis e dentro Lowe, ritorna con il sestetto iniziale. Vediamo se hanno riposato un pochino le mani di Volos e le mani naturalmente di Marta Love. Va al servizio Savino Del Bene Scandicci, può giocare Conegliano, l'attacco ancora, giù questa volta Lowe, però è lunga, palla che non arriva a compimento e allora altro sbaglio per Lowe, che in questo set ha sbagliato parecchio. Va ancora al servizio la formazione fiorentina, buona Miriam Silla in bugger, poi spinge ancora molto bene con Kimberly Hill che si fa rigiocare questa palla, Hack e vola, bravissima per la ricezione di Volos. Si gioca ancora con Anna Danesi che trova il pertugio giusto, la scaraventa giù questa palla, muro a 1, ma non ha ragione la formazione di casa.
vince il 12° punto Anna Danesi, che porta ancora a -3 Conegliano. Miriam Silla al servizio, la palla va bene così, ancora Malinov che l'appoggia molto bene per Isabella Hack, l'opposto che arriva dal centro e mette a terra il 16° punto. 16-12, secondo set. Applaudono gli sportivi del Nelson Mandela Forum qui a Firenze, dove siamo scesi anche noi di Veneto Globe con questa diretta su Facebook per provare, insomma, per essere sempre più presenti con voi per quanto riguarda lo sport. Malinov al servizio, è buona la palla, si rigioca, anzi era Visconti, si rigioca con il punto che va a trovare Kimberly Hill, non tiene la ricezione, non tiene la difesa della Savino, e allora ancora con il cambio che vuole Santarelli, ed è un cambio a cui ci ha abituato anche in campionato, ci ha abituato a questo cambio con Fersino che entra in campo al posto di De Cruyff, al posto di Danesi, scusatemi, e allora dentro Fersino che di solito è il secondo libero, ma anche oggi con maglia naturalmente della squadra normale, quindi per il giro dietro, tutta sola Isabella Hack, tutta sola, troppo sola, va a mettere giù questa palla che è la palla del 17. La partita sta crescendo sicuramente di tono, un primo set a favore indiscusso di Conegliano, adesso un secondo set più per Savino del Bene Scandicci, ma non molla Conegliano, vuole provarci a rientrare, sbaglia, gratuito questo errore con Stefanovic che regala il punto numero 14 a Conegliano, e allora c'è Krastalov che va al servizio per Conegliano. Imoko al servizio, la palla passa, difficoltà in ricezione, poi Malinov che aggiusta le cose, c'è De Gennaro, Bagher spinge molto bene, Volos per Kimberly Hill, diagonale sui 3 metri, imprendibile questa palla, molto bella. 17-15. 17-15 vuol dire che andiamo sotto ancora di 2 con Santarelli che ne approfitta per dare indicazioni a Volos. Kastralova al servizio, in difficoltà la ricezione di Visconti, poi De Cruyff che chiude lì i discorsi e si riporta a -1 Conegliano, -1, 17-16 per Savino nel secondo set, dopo che il primo è stato vinto da Imoko per 25-15. Vi ricordo, incontro di Champions League questo qui al Nelson Mandela di Firenze, palla che scivola via per Lowe, parecchi errori per lei, adesso la stessa Lowe porta le mani alle tempi e dice testa, devo stare tranquilla, devo lavorare meglio. 18-16, più 2, ritorna ancora avanti Savino del Bene Scandicci. Malinov al servizio, Hill per l'attacco di Miriam Silla, rigiocata, poi il pallonetto incantevole di Isabella Hack che mette fuori combattimento il muro a 2 di Kimberly Hill e di De Cruyff. 3 lunghezze riprese dalla Savino. 3 lunghezze riprese dalla Savino del Bene, e allora Santarelli ferma le sue, ferma il gioco, c'è bisogno di fare un po' di tranquillità. 3 lunghezze riprese, davanti a noi passano Fabris e Folì. Sinceramente pensavo che Santarelli potesse usare anche Folì, che avevamo vista sia questa mattina sia nel riscaldamento forzare parecchio. Vedremo se ci sarà tempo e naturalmente necessità per Folì di vedere in campo la centrale coneglianese. C'è anche Tirozzi pronta per l'esigenza. Adesso dentro con Lowe, De Gennaro, Silla, Hill e Volos. Ecco il sestetto che naturalmente De Cruyff adesso ci prova a girare ancora su Lowe e ancora si rigioca dalla parte opposta con Lowe in palleggio, spinge anche Volos per Hill, c'è il punto di Hill che è sicuramente quella più proficua in questa gara. Primo set ottimo, ha boccheggiato un pochino nel secondo, vuole ancora la palla lì probabilmente sulla ricezione di Bosetti. Vediamo se l'indicazione che ho visto è quella giusta.
l'indicazione poteva anche essere giusta tra Bosetti e Merlo, ma la palla è lunga, termina fuori e allora c'è il 20° punto per Conegliano. Esce Visconti, come avete sentito, e al servizio ci va Lucia Bosetti. Buona la ricezione di Conegliano, spinge Volos per Miriam Silla ancora, questa volta la palla è fuori. E c'è il primo video check della partita. Chiesto proprio da Miriam Silla. Ci sono intanto 1500 spettatori qui al Nelson Mandela, ci comunica l'organizzazione, appunto 1500 spettatori che sono intervenuti quest'oggi e questa sera. Video check in atto, come vedete tra l'altro dall'inquadratura anche della nostra regia. Video check è il primo della partita, quindi non si è spezzata tanto questa gara, che ha vissuto molta intensità, soprattutto nel primo set, e adesso nel secondo set purtroppo no. Purtroppo per Miriam Silla mi pare che non ci sia nessun tocco, e allora palla che va tra le mani di Lucia Bosetti perché non c'è il tocco, e allora no touch, si rigioca con Lucia Bosetti al servizio. Ne hanno approfittato le due squadre per riprendere un po' di fiato. Bosetti al servizio, è buona la palla, Hillenbagger spinge Volos dalla parte di Miriam Silla ancora, piega il muro a due di Savino del Bene Scandicci che non riesce a rigiocare, mani e fuori, palla che termina a lato, e allora cambia ancora, rientra Anna Danesi, fuori Eleonora Persino che va a prendere posto nuovamente in panchina dopo aver fatto il suo dovere in campo. 21-18, 21 per chi riceve in questo caso, e cioè Savino del Bene, con De Cruyff al servizio. La battuta è buona, Merlo in difficoltà, ed è strano vederlo in difficoltà con un bugger che è una sbagherata brutta. 19° punto per l'Ace, chiamiamolo così, anche se Ace non è, perché l'ha toccata Merlo, ma molto male. De Cruyff ancora al servizio, 21-19, pallone che scotta, Merlo questa volta in bugger, spinge Malinov per Vasilieva che va sul muro, sulle mani e fuori del muro di Conegliano. 22° punto, fuori De Cruyff, dentro De Gennaro nel giro del libero, e allora andiamo a raccontarvi ancora questi punti. Dentro Caracuta al posto di Ferreira, risponde così Parisi, ed è la stessa Caracuta che va al servizio. Eccola la battuta, Miriam Silla che gira bene il bugger con Volos che serve ancora Lowe, si fa rigiocare, però la schiacciata poi molto bella, ma altrettanto bella la ripresa e la riconquista di palla di De Gennaro che vola due volte, Miriam Silla che prova a dare una botta a questa palla in bugger, Savino dalla parte opposta, e allora può attaccare ancora Conegliano, lo fa con Kimberly Hill che cerca la palla, cerca la palla in lungolinea, palla che va fuori però, di non molto ma va fuori. 23° punto, video check per la compagine, e allora vediamo se ha o meno ragione questa volta Conegliano, con Kimberly Hill che ha provato a girare proprio questa palla. Vediamo se la palla è out. Aveva provato a girarla con il polso, non ce l'ha fatta, palla eccola lì fuori. 23° punto per Savino del Bene Scandicci che si avvicina alla vittoria del secondo set. Spinge Volos, questa volta male, molto male Miriam Silla che non riesce a controllare questa palla, e allora vediamo, vuole il check. Vediamo se c'è questa richiesta della panchina della Savino del Bene Scandicci.
da parte di Parisi del video check. Vediamo cosa ha chiesto Parisi. Lo sapremo tra poco. Eccolo qui, inquadrato il video check. Se fino a prima non c'era stato bisogno del video check, adesso un paio di video check richiesti uno dietro l'altro. E allora tutte le ragazze spostate della Savino per vedere da una parte, sotto il tabellone centrale invece quelle di Conegliano, con attesa che è un pochino più lunga, vediamo, dalla parte opposta, quindi è per Conegliano. Yes, c'è il tocco sull'attacco di Miriam Silla, e allora eccolo qui, Miriam Silla è andata a prendersi questo punto, brava. Dentro Ferreira e fuori Caracuta. Dentro Ferreira, fuori Caracuta. Risponde così ancora Parisi. E allora Volos. Vediamo dove mette questa palla in battuta. Aja Volos, eccola. Passa bene su ancora Bosetti, Malinov dietro per Hack, tiene il muro di Conegliano, il bugger preciso ancora di De Gennaro per l'attacco di Miriam Silla. Hack tiene parzialmente il muro di Conegliano, non riesce a gettarsi e a conquistare questa ricezione, ha un braccio difficoltoso poterla rigiocare ancora. E allora c'è il punto numero 24 per la Savino del bene Scandicci, che si porta a una lunghezza, si porta al primo set ball da giocare per quanto riguarda questo secondo set. Un secondo set che è stato pari uguale al primo, a fasi alterne, a fasi diverse da una parte e dall'altra rispetto appunto alle due giocate. Che lungolinea, ragazzi, che lungolinea di Miriam Silla, mamma mia, e poi va ad imprecare, va ad incitare le sue con Saltarelli che ride. Miriam Silla va alla battuta, in difficoltà ancora la ricezione di Savino del Bene, può giocare Conegliano, spinge per Lowe, il mani è fuori di Lowe che trova l'attacco giusto, e allora Conegliano non ci sta, annulla anche il secondo set ball. Time out chiesto subito da Parisi, che vede un po' in difficoltà le sue in questo finale di gioco. Se due sono i set ball cancellati dalla formazione di Conegliano, che prova a reagire anche in questo frangente. La musica accompagna le due squadre, questo scontro di Champions, lo abbiamo detto all'inizio della nostra telecronaca qui su Veneto Globe, sulla pagina Facebook di Veneto Globe, l'abbiamo detto, è una partita che Conegliano deve vincere con qualsiasi risultato, non importa quale, ma deve portare a casa la vittoria, altrimenti la situazione va a complicarsi, non del tutto, ma a complicarsi per la formazione di Conegliano. E allora avete visto come il ritorno alla battuta non si dovrebbe sbagliare, e Miriam Silla invece concede il punto del 25-22 per Savino del Bene, che impatta e va sull'1-1. Ci risentiamo tra una decina di secondi.
Ed eccoci nuovamente collegati con il Forum Mandela, con il Nelson Mandela Forum di Firenze. Terzo set con l'Imoco che è chiamata a reagire dopo aver perso il secondo set per 25-22. Ma sarà una battaglia, lo abbiamo detto all'inizio della telecronaca, insomma una battaglia veramente dura tra due squadre che giocano una ottima pallavolo. Passa la palla, si rigioca, poi non riesce a metterla sopra la rete Volos su una brutta ricezione di Lowe che va in difficoltà. C'è il servizio adesso di Stefanovic, Joana Stefanovic, terzo set appena iniziato, 1-0 per la formazione di Firenze. Può spingere Miriam Silla, passa in mezzo al muro, però ricezione ancora funzionante con Hack che va a respingere e a ribattere dalla parte opposta questo lavoro, questa schiacciata. Va al servizio ancora la compagine di casa, Hill in difficoltà, poi Volos che prova a trovare, a mettere insieme l'attacco per Miriam Silla che aveva provato un pallonetto ricucito, poi riattacca ancora Conegliano, lo fa adesso con Volos e ancora il muro di Miriam Silla. Ormai è un po' un gioco di piazzamento di muro su Miriam Silla che hanno cominciato a conoscere sicuramente, già conoscevano in precedenza, hanno affinato il muro. La Savino che ancora rimane al servizio con Stefanovic, in difficoltà la ricezione di Coneglianese, qui si gioca con Hack che serve ancora per il centro Vasilieva, servita da Malinov, però il muro questa volta di Conegliano si fa sentire, si fa vedere e va a mettere giù il punto Anna Danesi. 3-1 per la Savino del Bene Scandicci. Serve Volos, Aja Volos al servizio, è buona la sua battuta, ottima su una ricezione difficoltosa di Vasilieva che va in difficoltà a ricevere questa palla, non facendo il passo in avanti classico per raccogliere senza problemi, nulla da fare. 3-2 per Savino, dietro la giacca Santarelli per dare istruzioni a Lowe. Volos, Malinov che spinge su Lucia Bosetti, mano e fuori, la sua specialità. Porta a casa il punto numero 4 la Savino. Lia Malinov al servizio, l'ex palleggiatrice anche di Conegliano. De Gennaro, Volos per Anna Danesi che beffa prima il muro di Ferreira e poi la ricezione di Merlo, e allora terzo punto per Conegliano ed è la Miriam Silla che va al servizio, in battuta la coneglianese. Buona la palla, difficoltà ancora per la ricezione di Savino, però la Hack inventa questa palla, una mezza palletta che inganna il muro di Conegliano, c'è nessuno a ricostruire dietro e allora punto numero 5. Punto numero 5 con Lucia Bosetti, servizio, De Gennaro che deve tuffarsi per rigiocare questa palla. Poi ancora Hill che si fa murare da Ferreira e Hack. Sesto punto per la Savino che prende 3 lunghezze di vantaggio, prova ad allungare ancora come ha fatto nel secondo set. Lucia Bosetti al servizio. Attacca Danesi, viene rigiocata in palleggio Kimberly Hill, palleggia anche Volos che serve, innesca Miriam Silla che buca il muro e mette giù il punto numero 4 per Conegliano. Sta giocando il terzo set. Servizio di Anna Danesi. Eccola. Buona la palla.
spinge bene, eh sì, buon attacco di Salvino, buon attacco di Savino del bene Scandicci, che si porta sul 7-4. E allora mette giù, viene alla battuta a Denisia Ferreira da Silva, la centrale fiorentina. Eccola, è buona la palla, si rigioca con l'attacco e il contrattacco di Lowe, rigioca Malinov, ancora diagonale stupendo di Stefanovic, anzi era Vasileva che va a prendersi questo diagonale incredibile, dentro Fabris, dentro nella mischia Fabris al posto di Lowe, che ha sbagliato un po' troppo anche in questo inizio di terzo set. Ferreira al servizio, 4 lunghezze prese di vantaggio. Ferreira questa volta la palla non la mette dalla parte opposta, la mette nel proprio campo, esce nel giro del libero con Merlo in campo al posto di Ferreira. Quinto punto per Conegliano, quinto punto di Conegliano. La battuta proprio per Limoco, Malinov che sceglie bene la scelta di Jovana Stefanovic, che chiude il punto, chiude il punto numero 9. E c'è la palla che va fuori, la palla battuta appunto dalla Savino, nulla da fare per la formazione di casa che non riesce a prendersi questo pallone. E adesso ancora al servizio Kimberly Hill, sì, è buona Stefanovic, anzi Vasilieva ancora all'attacco, cerca di mettere dalla parte opposta, rigioca Conegliano, Miriam Silla, murata ancora, era un po' in difficoltà questo tentativo di schiacciata da parte di Miriam Silla su questa palla che forse è arrivata un po' troppo lunga da parte di Volos. 4 lunghezze di vantaggio prese dalla Savino, che porta Elitsa Vasilieva al servizio, palla che va, Miriam Silla in bagger, poi dietro per Volos, De Cruyff che sporca sul muro, non tiene Lucia Bosetti, non riesce a ricostruire Merlo, e allora settimo punto per Conegliano che va sotto a -3, va sotto -3. De Cruyff al servizio, buona la palla, in difficoltà la ricezione di Savino, poi prova a sporcare sul muro ancora, bagger girato molto bene e altrettanto no, è fuori l'attacco in diagonale da parte di Miriam Silla, che voleva, in un primo momento voleva il check, poi ci ha ripensato anche perché Santarelli ha detto guarda che è fuori, e quindi c'è il punto numero 11 per Savino del Bene, che va avanti ancora di 4. Buona la palla, attacca Conegliano, lo fa con Miriam Silla che un po' a fasi alterne però riesce a mettere, a concludere questo buon punto, è dell'8º punto per Conegliano, ancora a -3 Conegliano con Aja Volos che va al servizio. Sì, Malinov sceglie Ferreira, murata, ancora Malinov che questa volta sceglie l'altissima hack, si rigioca però Conegliano ancora con Miriam Silla che mette a terra Merlo in ricezione, Malinov il palleggio, De Gennaro che salva, e adesso l'attacco di Miriam, ancora Miriam Silla, è buono il punto di Miriam Silla, -2 Conegliano, 11-9 per la Savino del Bene nel terzo set qui al Nelson Mandela Forum di Firenze, dove si gioca questo match importantissimo per la continuazione in Champions League. Malinov al palleggio per Lucia Bosetti, si rigioca Volos per Fabris, si rigioca ancora, scambio lungo, bagger di De Gennaro, poi Miriam Silla
che ha trovato continuità. E allora bene, 10° punto per Conegliano, -1, ricucisce i 4 punti che aveva beccato, si fa sotto a -1. 11 chi riceve, 10 chi batte, ed è Aja Volos. Conegliano alla battuta, Aja Volos, eccola, buona la palla, Malinov spinge su Hack che va, già è alta di suo, va altissima, però la palla termina lunga ed è il pareggio per Limoco. 11-11, attenzione, è un buon momento, deve approfittarne Limoco, deve approfittarne, ma Parisi è uomo di grande esperienza e ferma lì, ha visto la difficoltà delle sue, ferma immediatamente il gioco, e sull'11-11 time out di Carlo Parisi che ferma il gioco, vuole mettere un po' di tranquillità, di serenità, di lucidità nel sestetto mandato in campo. Dalla parte opposta buon momento di Miriam Silla che ha trovato un po' di continuità, aveva sbagliato anche parecchio in precedenza, poi adesso 3 o 4 palle buone che hanno messo giù dei punti importanti, che hanno dato il pareggio, l'avvicinamento. -4, adesso siamo alla pari, 11-11 qui al Nelson Mandela Forum. C'è una telecamera che butta in su. Non fa riprendere. Perché c'è i diritti. Bene, si rigioca ancora con Aja Volos, palla per Malinov, ancora Hack, vola altissima e questa volta spacca il muro che non vede nemmeno la palla. È soltanto Volos che aveva cercato di riprendersi questa palla con la ricezione, palla che è sfuggita via, però subito il punto di vantaggio nuovamente per la compagine di casa, 12-11, e allora battuta per Malinov che sbaglia la battuta, regala il punto della parità ancora alla compagine di Santarelli, che guarda un po' stupito, come lo sarà Mazzanti con questo errore di Lia Malinov in battuta. Ecco la Malinov al palleggio per Ferreira che si becca un muro a uno da parte di Anna Danesi, grandissimo muro, piazzatissima Anna, non lascia scappare Ferreira e gli mette giù questa palla. 13° punto, sorpasso conegliano, Miriam Silla che a sua volta regala il punto alla Savino, regala il punto della parità, 13-13. Lucia Bosetti al servizio, è buona, può giocare, Volos per Anna Danesi, si rigioca e adesso il pallonetto, ancora Conegliano, De Gennaro in bugger rovesciato, cerca il mani e fuori, Fabris non ci riesce, H ancora in diagonale, gioca Conegliano, lo fa con il muro trovato di Savino Del Bene sull'attacco di Kimberly Hill. È stupendo il muro di Savino Del Bene Scandicci che mette il punto numero 14, ancora la freccia, alti e bassi per Conegliano e soprattutto avanti e indietro per la formazione di Daniele Santarelli che aveva effettuato il sorpasso in precedenza, adesso contro sorpasso di Savino Del Bene Scandicci con la battuta di, attenzione, in difficoltà ancora la ricezione di Conegliano, Malinov che sceglie H ancora, tocca il muro, poi la palla non va e allora non viene da questa parte, rimane nel campo di Conegliano. 15-13 in un battibaleno, 2 punti riguadagnati subito per Savino Del Bene. La fermata prima di Carlo Parisi ha fatto solo bene e ha riportato avanti le sue. Contrattacca Conegliano e il tocchi anche di piede da parte di Ferreira, nulla da fare, vuole, non lo so cosa stia dicendo Ferreira, se verso l'arbitro cosa, chiedeva una posizione sbagliata del sestetto di Conegliano, ma pare l'abbia vista solo lei, insomma gli arbitri non hanno pensato a questo.
Malinov dietro ancora per Hack, questa volta tiene il muro di Conegliano sul tentativo di pallonetto da parte di Hack, tiene il muro formato da De Cruyff e De Hill che mettono la palla dalla parte opposta, ancora parità, 15-15, partita viva, partita molto bella. Adesso il terzo set può essere decisivo sicuramente. Malinov che spinge ancora per Hack, tiene parzialmente il muro di Conegliano, attacco di Fabris, ancora nulla, e allora il palleggio di De Cruyff che va su De Hill, grandissima palla di Volos che permette a Hill di andare a prendersi il punto numero 16, di ritornare in testa, di ritornare avanti, sorpasso ancora di Conegliano. Non mollano le due squadre, non mollano, vivissima la partita e soprattutto bella adesso nel terzo set. Anna Danesi, Lucia Bosetti, Malinov, Hack sempre su questa diagonale e ancora porta a casa il punto della parità, 16-16. Sembra facile così raccontarla così, no? La ricezione di Lucia Bosetti, il palleggio di Malinov e la chiusura di Hack, ma non è sempre così semplice. Per noi è semplice qui da bordo campo, seduti, calmi, tranquilli. Per loro c'è qualche problemino in più. Cambia Parisi, è il cambio che abbiamo visto in precedenza, Caracuta dentro al posto di Pereira e allora dentro Caracuta, il seconda palleggiatrice di Savino del Bene Scandicci, va al servizio, vuole palla in posto 5, mi pare di aver visto su Miriam Silla. Volos che imbecca bene, finalmente Fabris si fa vedere, mi pare sia il suo primo punto in questa partita, è entrata a spizzichi e mozzichi come si suol dire, è entrata bene adesso, fuori Caracuta, dentro Ferreira di nuovo nel giro. Allora la battuta di Conegliano con Fabris che ace di Fabris, 17-16. Chiaramente vuole il video check Parisi, è chiaro che l'ha a disposizione, quindi lo gioca, fa bene, anche perché così ferma le coneglianesi. Questa è tutta esperienza, hai questa possibilità, chiaramente i tecnici se la giocano e si giocano in la palla, è buono, c'era il tocco, vedete il pallone che va a toccare la riga sull'attacco di Fabris e allora ancora Fabris al servizio, due lunghezze di vantaggio, 18-16. Buona la sua battuta che termina lunga questa volta, ha forzato ancora e allora un punto di vantaggio per Conegliano, regaliamo un altro punto e dopo un time out, dopo uno stop non si dovrebbe mai sbagliare la battuta, però ripeto è sempre troppo facile parlare. H al servizio in battuta anche per lei, buona, che va a chiudere, è andata in ricezione, ha ricevuto per Volos che le ha ridato subito la palla, l'ha messa giù, decisa, 19-17, gran diagonale per Kimberly che sta giocando veramente alla grande in questa partita. Kimberly Hill al servizio, è buona la sua palla. Malinov che sceglie Vasileva, mani e fuori, scusatemi, il non tiene, mentre la nostra telecamera spazia sulle immagini del pubblico del Mandela Forum che saluta questa bella partita. Vuole palla in posto 1, mi pare di aver visto Parisi e allora adesso contrattacca Conegliano, lo fa con De Cruyff che viene rigiocata, Malinov che sceglie Hack, tiene Conegliano, tiene ancora, Miriam la butta di qua e allora può giocare Malinov ancora per Lucia Bosetti che quando si tratta di entrare in partita entra decisa in partita e mette giù questo diagonale, 19-19, situazione ancora di parità con Lucia Bosetti che ha piegato le mani al muro di Conegliano, diagonale che è andato giù per il punto della parità, 19-19. Difficoltà di
Conegliano che allora ci prova, secondo me non l'ha toccata nessuno da questa parte, abbiamo visto, vogliono il check ma secondo me non l'ha toccata nessuno. Chiede il tocco a muro a 3 di Savino Del Bene, ma mi pare che la palla sia passata decisamente sopra il muro, quindi non ci dovrebbero essere nessun tocco. Vediamo se ho visto bene, ma mi pare proprio che la palla sia volata sopra il muro a 3 ottimamente costruito dalla Savino. Il risultato è di quelli importanti, chiaramente si attende. C'è qualche difficoltà in più, allora quindi non è proprio scontato così che sia passato sopra come ho detto io. Vediamo dove va dalla parte di Conegliano, quindi è punto per net touch, non c'è, vediamo, no, in effetti avevamo visto giusto, non c'è il tocco a muro e allora si porta a casa il 20° punto, la compagine della Savino. Time out richiesto subito da Santarelli che blocca lì, blocca il buon momento di Conegliano, blocca il buon momento di Conegliano. Proprio vicino a noi anche Scorupa, che vediamo, la palleggiatrice che è venuta a vedersi questa palla, nuova giocatrice di Casalmaggiore, nuova palleggiatrice tra il pubblico presente, non ha voluto mancare qui a Firenze, vuole palla ancora in posto 1 Parisi, e così la accontenta e allora attacca Fabris, appunto Conegliano. Dalla posizione dove siamo noi abbiamo una barriera di cartelli pubblicitari che non ci permettono di vedere la fine del campo e quindi prendiamo per buono chiaramente quello che ci dicono e che dicono gli arbitri. De Cruyff, buona, può attaccare Malinov con ancora lei, ancora Lucia Bosetti, va a beccare un angolino di campo, proprio quello non controllato da nessuna coneglianese, in fondo 21-20, è ottimo il punto di Lucia Bosetti, serve ancora la Savino, quando è avanti di una lunghezza la palla passa di Jovana Stefanovic, attacca Fabris e adesso va e c'è la parità, 21-21, 21-21. Fabris, buono il suo inserimento in questo terzo set. Aja Volos al servizio, la polacca va alla battuta, Malinov che spinge e Bosetti ancora su Miriam Silla che si trova la palla sul petto, non riesce a rigiocarla e c'è il sorpasso ancora di Savino Del Bene Scandicci con Ofelia Lia Malinov che va al servizio. De Gennaro, Volos che gira per Miriam Silla, muro ma fuori il tocco di Ferreira e allora parità ancora, 22-22. È una bellissima gara, è una bellissima pallavolo quella che stiamo vedendo in questo terzo set. I primi due possiamo dire che sono serviti a riscaldare, sia nel primo la formazione dell'Imoco, nel secondo la formazione di casa. Spinge Malinov per Hack che prova il pallonetto, rigioca Volos, poi il tentativo di chiusura non riuscito da parte di Fabris. Malinov che mette una palla stupenda per Hack. La palleggiatrice della nazionale ha messo una palla stupenda ad Hack che è riuscita a metterla a terra. Dentro Visconti, fuori Vasileva. 23-22, Lucia Bosetti al servizio, palla tra le mani mentre il pubblico di casa fiorentina comincia a farsi sentire.
Persino anche entrata per Conegliano, ma poi trova il muro vincente per Savino del Bene. 24esimo punto, 2 punti di vantaggio, stoppa ancora, ferma tutto ancora Daniele Santarelli. 24-22, 2 lunghezze di vantaggio per la formazione di casa, che prova ad aggiudicarsi il terzo set e passare in vantaggio così per 2-1. Vedremo quello che succederà. Vedete inquadrato il tabellone qui al Mandela Forum di Firenze. Sono 2 i punti di vantaggio per quanto riguarda Savino del Bene Scandicci, che prova pesantemente ad andarsene. 24-22 c'è il primo set ball. Lucia Bosetti lo mette di là, Persino lo raccoglie. Bagher di De Gennaro, attacco, mani e fuori di Fabris che non ci sta. Prende il punto numero 23 Fabris. 24-23, annullato il primo set ball da Conegliano. Anna Danesi, la palla passa, Malinov deve correre, servita, si rigioca. Bagher di Persino, molto buono con l'attacco di Hill, che Lucia gioca di nuovo e poi Hack che va sul muro, mani e fuori. 25-23 e la Savino del Bene Scandicci passa in vantaggio per 2-1 qui al Mandela Forum di Firenze. Ci risentiamo per seguire poi il quarto set. Rieccoci collegati ancora con il Mandela Forum di Firenze, dove andiamo a seguire, tra poco andremo a seguire il quarto set. Sotto 2-1 Conegliano, ha perso
il secondo e il terzo set per 25-22 e 25-23. Dopo aver iniziato bene 25-15 il primo set, dove la Savino veramente ha fatto molto poco. E allora comincia il quarto set con la Vasileva al servizio, in difficoltà ancora Conegliano, poi ci prova con un pallonetto ma non si passa. Hack in diagonale, volo Schimbacher per Miriam Silla, palla che termina fuori senza il tocco di nessuno. Aveva cercato il mani e fuori, non riuscito. Diagonale che se ne va lungo oltre la riga del campo e nulla da fare per la compagine coneglianese che va sotto di 1-0. E ancora Vasileva al servizio, Miriam Silla, sempre lei, con questo attacco di Robin de Cruyff che viene rimessa in moto da parte di Aja Volos. 1-1. C'è dentro Folì adesso, il cambio effettuato da Santarelli, che ha tenuto in campo Fabris e ha buttato nella mischia Folì, la centrale, al posto di Anna Danesi. Dentro Folì allora per provarle veramente tutte in questo quarto set. 2-1. Cala il silenzio qui al Mandela Forum, pallonetto provato ma troppo facile da parte di Fabris. L'attacco di Hack, ancora devastante perché il muro tiene sì, ma mani fuori. Mani fuori, 3-1. Chiama l'asciuga campo Monica De Gennaro. È un Imoco che stenta a carburare, diciamo così. Difficoltà ancora. Miriam Silla ci riprova nuovamente, in difficoltà perché si rigioca dalla parte opposta e questa volta tutte dicono che c'è il tocco a muro. Conegliano dice di no, però c'è il check chiesto da Parisi, chiaramente. E vediamo se l'arbitro non occorre il check perché ha visto lui e dice che c'è il punto per Conegliano. Quindi il primo arbitro ha visto, secondo arbitro che aspetta adesso di sistemare la cosa. Primo arbitro che ha visto lui e si prende la decisione, non serve il video check. Volos, buona la battuta che mette in difficoltà parzialmente, tiene il muro di Conegliano che adesso va dentro, ancora dentro, e ancora non c'è bisogno di video check perché il primo arbitro testimonia e dice decido io, palla dentro. 3-3. Aja Volos al servizio. È il momento di provarci adesso, bisogna riportarsi in parità. Hack ancora tenuta ed è Folì che ci mette una pezza. Brava Raffa che entra al posto di Anna Danesi questa sera. 4-3, sorpasso di Conegliano. Volos al servizio, forza giallo-blu, spinte dai suoi tifosi. Pallonetto, poi Folì ancora, bugger rovesciato di De Gennaro, poi Silla che ancora spalla in diagonale, spinge questa palla ma la palla termina fuori e nulla da fare. Parità, 4-4. Savino, tranne nel primo set, sempre in partita. Malinov, la battuta è buona, l'attacco di Rafa Folì e c'è l'invasione a rete. Sta ancora vibrando la rete. Abbiamo visto il tocco a rete. Miriam Silla che va al servizio. Palla che sfugge via dalle mani di Miriam. Questo è un brutto errore. Non bisogna sbagliare queste palle, soprattutto in un frangente così, soprattutto in un set importante così, soprattutto in un momento particolare così. Sì, Rafa Folì è entrata bene nel match.
È entrata bene Rafa Folì in questo quarto set. Va alla battuta proprio lei. E Santarelli ancora va a parlare con Rafa Folì. Esce palla bruttissima dalle mani del centrale coneglianese. E adesso Adenisia Ferreira alla battuta. 6-6, quarto set qui al Mandela Forum per giocare questa partita di Champions importantissima per Conegliano. Ricezione sbagliata, errata di Hill, non perdonano dalla parte della Savino, con Hack che non si fa pregare due volte, mette giù questo siluro. 7-6, ancora Ferreira al servizio. Silla, palla bruttissima ancora, ci pensa Mochi De Gennaro a far ritornare in auge le sue. Hack deve palleggiarla e buttarla di là, e allora Conegliano, bruttissima ancora questa palla, poi è brava Fabris a rimetterla, si protesta un pochino, brava adesso Silla a rigiocare questa palla, mani e fuori di Hill, ma tanta confusione, tantissima confusione nella difesa di Conegliano, che ha provato, poi c'è stato questo sbaglio di questa palla voluta palleggiare, messa di là, aveva dato la possibilità di chiudere alla formazione di casa, così non è stato. Rumoreggia, sentite il pubblico di casa Savino, e forse ha un po' a ragione, però l'arbitro, il primo arbitro, ha deciso sempre lui in questo frangente. Fabris al servizio, passa la palla, perché difficoltà anche in battuta questa sera, e allora tiene il muro di Conegliano sull'attacco di Ferreira, con ancora Ferreira, anzi era Vasileva che apre il muro di Conegliano, lo apre in due. 8-7, una porzione minima di vantaggio per Savino. Vediamo, sì, la palla arriva fuori proprio dalla parte nostra, insomma, ma per fortuna di Conegliano la palla è lunga, è fuori. 8-8. Ha dato qualche suggerimento a Kimberly Hill Santarelli. Sì, Malinov che sceglie ancora Vasileva, mani e fuori del muro di Conegliano. E nono punto per la Savino del Bene. 9-8. L'arbitro dice che si può riprendere a giocare. Silla, volo Osh per il mani e fuori di De Cruyff, che porta a casa il punto numero 9, parità ancora, 9-9. È partita combattuta, nulla da dire, lo sapevamo, partita dura, durissima. Imoco deve provare a vincerla in ogni maniera. Adesso funziona il muro di Silla e di Folì, ma mi pare sia stata Silla a mettere a terra questa palla. 10° punto Conegliano, 10-9. Robin De Cruyff al servizio, proprio davanti alla nostra postazione. Buona la palla, può rigiocare Malinov che spinge ancora su Lucia Bosetti, ricostruisce ad una mano Fabris, mamma mia. D'accordo che non era una palla millimetrica questa girata in bugger da parte di Hill, però qualcosina di meglio da Fabris mi aspettavo. Palla che vola via, lunghissima. 10-10, ancora situazione di parità, teniamo. Vasileva, Hill, spinge Miriam Silla, bloccata dal muro, e allora cambia su Fabris. È Fabris che decisamente sta attraversando un periodo un po' particolare, un po' bruttino. Queste ultime partite, questi ultimi scambi che abbiamo visto, non era
non è la Fabris che avevamo visto ad inizio, proprio devastante, pericolosa. Un po' di confusione, Miriam Silla poi spara, ma c'è il muro piazzatissimo della Savino che dice di no. 12-10, 2 lunghezze di vantaggio per la Savino, non deve lasciarla andare Conegliano, lo ha capito Daniele Santarelli, che chiama immediatamente lo stop per le sue ragazze. Adesso si tratta di rientrare, di far perdere un po' di concentrazione alla compagine di casa. Vediamo se con questo time out ci riesce Santarelli. È un momento un po' particolare questo per Conegliano, anche nel quarto set, dove deve, se vuole costringere al tie break Savino del Bene, deve andare a vincere questo set. E allora vedete il tabellone del Mandela Forum inquadrato dalla nostra telecamera. 12-10, doppio vantaggio di Savino. 12-10, e allora battuta ancora, si gioca con Miriam Silla che ancora trova il buco giusto questa volta e lo mette a terra. Bisogna trovare consistenza, bisogna trovare un po' di continuità, dobbiamo aprire un po' un varco su questo muro e su questa condizione buona, ottima della Savino del Bene in questo set. E allora andiamo ancora in bagger dalla parte opposta, la sbaglia De Gennaro, una delle poche volte che la vedo sbagliare. Poi ancora bene De Gennaro in bagger, sì, l'attacco di Fabris che termina ancora fuori. Fabris nettamente in difficoltà. 13-11 per Malinov che va al servizio. Malinov sente ancora la sua tradizione coneglianese, stiamo scherzando naturalmente, ci regala un punto, regala il punto del 12 alla compagine coneglianese che prova a rimontare. 13-12, Silla bene, poi l'attacco che chiude su Ferreira, chiude ancora Rafa Folì che dal centro chiude bene questa palla, non la fa passare. 13-13, situazione di parità, adesso le palle cominciano a scottare. Malinov che deve correre, Lucia Bosetti inventa questa palla lunga dove non arriva nessuno, tantomeno Silla che non riesce a rigiocare questa palla. 14-13. 14-13 al servizio Lucia Bosetti. Attende il fischio dell'arbitro che arriva adesso. Lucia Bosetti al servizio, Miriam Silla sempre lei pescata, si alza, poi la palla termina fuori, la vede l'arbitro che veramente non ne ha persa una, non ha avuto ausilio di video check, lo vuole Parisi, ma mi pare che l'arbitro abbia deciso, l'arbitro ha già deciso. Parisi insiste, ma l'arbitro fa segno di no con la testa. Ha suonato, dice Parisi, ha suonato la panchina. Lucia Bosetti, da capitana, prova a perorare la causa di Carlo Parisi che dice di aver suonato e richiesto il video check, però attenzione perché l'arbitro ha deciso lui ancora una volta. Ha deciso lui, vediamo. Ha deciso che il punto è di Conegliano e quindi non serve il video check, almeno questo è l'intendimento del primo arbitro. Parisi è un po' affranto, però è così. Folì passa la palla, difficoltà della ricezione, Hack che poi risolve con un diagonale imprendibile e allora c'è il 15° punto per Isabella Hack che porta avanti nuovamente le sue. Fuori Folì,
allora ancora si gioca con questa palla che arriva in difficoltà Miriam Silla, poi in qualche maniera finalmente la mette a terra Samantha Fabris. Abbiamo bisogno di Samantha Fabris, abbiamo bisogno delle sue devastanti bordate, abbiamo bisogno di questi diagonali che non abbiamo visto, l'abbiamo vista in difficoltà in più di un'occasione. Samantha Fabris al salto, alla battuta, e allora può giocarla ancora, però la Savino del Bene risponde in ricezione anche adesso Samantha, e dalla parte opposta attacca Hill, si rigioca Malinov, il pallonetto, si rigioca ancora con Volos a mani dietro per il palleggio soltanto di Fabris. Ancora, termina fuori, gioisce Santarelli perché la palla di Hack è terminata fuori. È la prima volta che vediamo Santarelli gioire così per un colpo errato, sbagliato di una atleta opposta. E allora Fabris, 16-15 per Conegliano. Fabris deve provare a forzare, ma non c'è, non è serata. Fabris 16-16, non è serata, deve provare a resettare, però è facile per noi da qui. 16-16, un momento importante del match. Volos che dà un'occhiata alla posizione, ma può rigiocare Malinov con questo attacco, tiene il muro, vola De Gennaro, Volos che spinge, ancora bene Hill che torna a svegliarsi, anche lei appannata in precedenza, adesso si rifà vedere. 17-16, punto a punto con il pubblico di Conegliano che deve farsi sentire, perché hanno bisogno, i ragazzi hanno bisogno del pubblico, perché veramente è un momento pericolosissimo. Mani e fuori, devastante, imprendibile, va altissima, già è alto di suo, dicevamo, va altissima. Cambio, fuori Vasileva, dentro Visconti, è il classico cambio di Parisi, l'abbiamo visto fare per tutta la gara, dietro la cartellina dalla posizione. Su Hill ancora, Volos, Miriam Silla, tiene però ancora il tentativo di metterla a terra dalla parte opposta, dalla seconda linea. Hill rigioca Savino e la palla adesso va via, vola, sì, non la tocca nessuno. Lucia Bosetti, un bello scambio, in effetti lo segnala anche lo speaker del Mandela Forum. Lungo, combattuto, due squadre non mollano. De Cruyff, Conegliano sa che è al momento decisivo, deve provarci, non deve mollare. De Cruyff, Lucia Bosetti, ancora lei, tiene il muro di Conegliano, però questa volta tiene il muro di Conegliano, e ancora Folì. Time out chiesto subito dalla Savino del Bene con Parisi che non si fa pregare. Due lunghezze prese da Conegliano, è un momento decisivo, è il momento topico del match. Attenzione, deve andare a pareggiare i conti Conegliano e poi provarci nel quinto set. Come dicevamo all'inizio di telecronaca, bisogna solo vincere diciamo che bisognerebbe vincere, poi ci sarà ancora uno spiraglio, probabilmente se arriva la sconfitta ci potrebbe essere uno spiraglio ancora, però attenzione, perché è meglio piazzata la Savino del Bene con le seconde posizioni, quindi è un rischio colossale per Conegliano. Conegliano deve andare a vincere questa gara, deve portare un punto in più, una vittoria in più a casa, perché andare a essere ripescata come miglior seconda è un problema, è una difficoltà. E allora De Cruyff la mette di là, Malinov deve correre, questa volta sì, secondo me c'è il tocco, vediamo se ho visto bene, la palla è terminata fuori, però secondo me c'è il tocco del muro, vediamo se mi sbaglio oppure ha ragione Parisi su questo tocco del muro a 3 che secondo me potrebbe esserci. Vediamo, la palla è terminata fuori, vediamo se in questo caso il tocco del muro
Secondo me c'è, eccolo lì, c'è il tocco del muro, è un momento importante, c'è il tocco di muro della Savino che torna ancora, guardatelo, anzi non potete vederlo, ve lo diciamo noi, ve lo raccontiamo noi questa sera. 19-18, Conegliano tiene una lunghezza di vantaggio, ma attenzione, Hill, Volos, Silla e trova il Pertugio in mezzo al muro, la mette giù, 20° punto, 2 di vantaggio, non vuole mollare Conegliano, non può mollare. 20-18, 2 lunghezze di vantaggio, Volos al servizio, Volos al servizio. È buona la palla dalla parte opposta, c'è difficoltà a tenerla, però poi c'è lei, Lucia Bosetti, che inventa un diagonale da una posizione, signori miei, non vorrei dire quasi impossibile, però l'ha messa solo lei. 19 per Savino del Bene, 20 per Imoco Conegliano, battuta di Savino, battuta di Caracuta. Attacca Conegliano, lo fa benissimo con Rafa Folì, a cui Volos ha dato una palla centrale bellissima e non si fa pregare. Entra Fersino, fuori Miriam Sella, discontinua in questa partita, ha fatto cose egregie, bellissime, però ha avuto un rendimento non costante, questo pesa. Fersino alla battuta, buona, attacca Malinov, c'è un tocco a rete, c'è un tocco a rete, non so di chi, ma sì, un tocco a rete di Savino del Bene. Sì, la rete è stata proprio toccata alla grande, mi pare da Ferreira forse, con la coda di cavallo, con i capelli. Vuole ugualmente il video check per controllare, vediamo. Questa volta vedete come l'arbitro sì ha visto il tocco, però magari non ha visto bene, e allora questa volta chiede l'ausilio del video check. Non si prende la responsabilità lui come nelle altre occasioni. Questa volta vuole il supporto, vuole l'aiuto del video check, che sicuramente testimonierà che qualcuno ha toccato a rete. Vediamo chi ha toccato. Pensiamo, e in questo caso parliamo da tifosi, speriamo abbia toccato Ferreira oppure qualcuno del Savino del Bene Scandicci, perché il momento, come vi dicevo in precedenza, è veramente importante, fondamentale, decisivo. Metteteci qualsiasi aggettivo insomma su questo tono, però ci siamo, attenzione, si va a guardare, si va a scandagliare tra i pixel per vedere questo momento. Però se da un lato è bello perché si va a vedere, da un altro lato c'è il brutto dello stop, del ferma troppo. La squadra può raffreddarsi, la squadra era un buon momento, adesso anche De Gennaro va a dire qualcosa al primo arbitro, vediamo, probabilmente De Gennaro ha detto ma vabbè, avevi visto tu, poteva bastare, no? Però è buona la decisione dell'arbitro di affidarsi alla tecnologia, non vuole fare errori, non ne ha fatti finora, quindi direi bene. La cosa va per le lunghe, ragazzi, la cosa va per le lunghe. Video check ancora con musichetta di quelle, yes, c'è il tocco, sì, invasione, c'è il tocco di una giocatrice del Savino. Protesta la dirigenza del Savino, però mi pare che fosse indiscusso che qualcuno avesse toccato, no? Anche Lucia Bosetti adesso va a perorare le causa del suo tecnico. Volos dalla parte del primo arbitro invece è andata a dire ma si sta perdendo troppo tempo. E allora Fersino va al servizio, Fersino, ma blocca tutto Parisi. Vedete, non si sta giocando da circa un paio di minuti, ed è proprio, si sta concretizzando questa tensione che avevamo percepito, che avevamo visto tra le due squadre arrivando qui al Mandela Forum stamattina, avendo visto gli allenamenti delle due squadre.
Abbiamo visto che da una parte e dall'altra la tensione era veramente palpabile, era veramente forte. È una partita che Conegliano ha bisogno ed esigenza di vincere e quindi si sta lottando alla morte. 22-19 per Conegliano. Brava Folì, brava Fersino che la mette di là, arriva e questa palla va giù, una palla lunga in palleggio dalla parte opposta di Conegliano. Mamma mia, né Fersino né De Gennaro sono riusciti a prenderla. Palla che va giù, dentro Visconti, fuori Vasileva, batte la palla, buona, si rigioca, va ancora con Fabris, questa volta c'è il tocco a muro e allora Fabris ha ragione. 23-20, quarto set qui al Mandela Forum, partita per cuori forti, sì, sicuramente, perché Folì adesso ci prova, sì, in difficoltà la ricezione, Malinov non trova lo scambio con Ferreira, 24-20, 4 set ball per Conegliano, si risveglia il pubblico di Conegliano, e allora vediamo questo set ball che va ancora con Folì, è buona la battuta, in difficoltà la ricezione di Savinov e allora c'è 25-20 per Conegliano che impatta, non molla, rientra in partita. 2-2, signori, si va al tie break come avevamo forse capito, come avevamo forse pensato. Insomma, tie break che vedremo tra poco. Andiamo anche noi a prendere fiato. Eccoci nuovamente dal Mandela Forum per il quinto e ultimo set tie break qui a Firenze per andare naturalmente avanti nella Champions. A Conegliano c'è bisogno di vittoria, a Conegliano c'è bisogno di vincere questa gara. C'è bisogno di vincere questa gara. 2-2.
Sta per iniziare il quinto set. Vediamo, quinto set bisogna iniziare con il piglio giusto. E allora andiamo ragazze, andiamo, vediamo. Lucia Bosetti ci fa capire subito che non ha intenzione di mollare nulla. E allora, primo punto per Savino Del Bene, ace di Lucia Bosetti, ancora in battuta, 1-0 Savino. Hill, sì per Fabris che prova a schiacciare in diagonale ma rigioca la Savino, ancora lei, ancora Raffa Folli, ancora Raffa dal centro, mette giù questa palla, lo guarda, la guarda sorridendo e ne ha ben donde Santarelli. Volos al servizio, Volos per andare a servire questa palla, va bene, e allora Merlo in bagger su Hack, si rigioca Conegliano, Volos, Fabris, rigiocano dalla parte di Savino e allora ci prova ancora Hack, bloccata dal muro che sta funzionando alla grande, non adesso che il muro è passato, ma c'era il doppio, c'era questo tocco a due, mi pare la doppia. E poi abbiamo visto Volos che stava andando a protestare contro una sua avversaria perché secondo lei dice basta, hanno protestato troppo, e quindi punto per Conegliano, 2-1. Volos al servizio, deve essere calma e tranquilla. Malinov, bene per Hack che viene contenuta, lavora ottimamente il muro e c'è ancora muro di Raffa Folli con Fabris, non si passa. Raffa Folli è stata veramente la pedina fondamentale di questo Imoco, lo capisce Carlo Parisi che ferma subito la sua squadra, 3-1 sotto, e allora Conegliano deve affidarsi alle mani di Raffa Folli che veramente è entrata nel match alla grande. 3-1. Situazione nel quinto set, tie break qui al Mandela Forum. Match decisivo per Conegliano, l'abbiamo ripetuto tante volte, non ci stanchiamo di ripeterlo perché 3-1, ma serve la vittoria. Serve la vittoria per Conegliano. Nelson Mandela che si infiamma, battuta di Volos, buona. Malinov su Hack ancora, tiene la diagonale, prova Silla. Aveva provato un pallonetto, Hack dalla parte opposta, ma teniamo, c'è un tocco, invasione, c'è il tocco a rete e questa volta è di una coneglianese e allora di Silla mi pare, non lo so, e allora la palla viene data e il punto viene dato alla Savino Del Bene Scandicci. 3-2 con la palla tra le mani adesso di Ferreira. De Gennaro in bagger, Volos per la palla questa volta di Raffa Folli che non passa dalla parte opposta, rimane nel campo di Conegliano la schiacciata di Raffa e allora nulla da fare. 3-3, situazione di parità, 3-3 con Ferreira, De Gennaro che vola, in bagger Volos per Miriam Silla, mani e fuori ma la tiene Malinov, in bagger su Hack, tiene il muro, ancora si gioca, scambio lungo con Malinov che sceglie ancora Hack, ma vola il bravissima Malinov dalla parte opposta, cerca di giocare, deve correre per prenderla questa palla e allora la mette, adesso gioca Conegliano, l'attacco, Volos, mamma mia, Volos, da chi non ti aspetti mai allo sbaglio, Volos
ma è un po' nervosa, l'abbiamo vista in precedenza andare a protestare, cosa che non è sua, cosa che non fa mai, è parecchio nervosa, l'abbiamo vista, e questo sbaglio è frutto del nervosismo sicuramente. 4-3, Ferreira, bisogna toglierla da quella posizione, ci sta facendo male. De Gennaro, Volos che spinge su Fabris che trova il muro, si arrabbia Santarelli. 5-3, sorpasso doppio di Savino. Time out di Conegliano, time out di Santarelli che predica calma, tranquillità, lo stesso fa Fabris, però sappiamo che c'è tanta tensione, tanta paura di sbagliare, tanta paura di compromettere la voglia di andare ai quarti di finale della Champions, la voglia di continuare il cammino in Champions, che è uno degli obiettivi della società di Conegliano, insieme naturalmente a campionato, e basta in questo caso perché c'è rimasto il campionato e c'è rimasta la Champions, visto che la Coppa Italia, la Supercoppa l'abbiamo vinta, ma la Coppa Italia invece Conegliano l'ha perduta. E allora Ferreira, bisogna toglierla da lì perché ci sta facendo male, bisogna prendere questa palla. Hill in bagger, deve correre anche, mamma mia, sì, Rafa Folì che va dentro dalla parte opposta. 6-3, 3 lunghezze di vantaggio che prende Savino del Bene. Ripeto, bisogna togliere dalla battuta Ferreira perché ci sta facendo male, ci sta facendo molto male. E allora Ferreira, 6-3, 6 per chi batte, 3 chi riceve. E allora Ferreira, eccolo, e va, ci regala questo punto. 6-4, 6-4 dopo una serie di punti pericolosi, difficili, decisivi per la sua squadra. Sbaglia questa palla, manda dentro Fersino. Santarelli si affida alle sue mani, alla sua battuta, sa Fersino bene, Malinov che va ancora, Fersino salva, in bagger De Gennaro, poi il tentativo di mani e fuori di Fabris non riuscito, Hack che gioca ancora, si rigioca, bagger per Hill, che trova questo passante, trova questo tracciante. Ragazzi, non so come abbia fatto a pensare a questa palla, è riuscita a passare. 6-5 la formazione di Conegliano, prova a ritornare sotto, Fersino ancora, Fersino in battuta, brava Malinov dalla parte opposta, vola De Gennaro ma la palla termina fuori. 7-5, 7-5, De Gennaro non riesce a tenere, ha volato con un braccio cercando di rigiocare la palla, non c'è riuscita purtroppo per Conegliano. Batte ancora, palla che va fuori, la lascia andare De Gennaro, bravissima, si è accorta all'ultimo che la palla era lunga ma è stata bravissima a giudicarla fuori. Nessun problema per Conegliano. 7-6 è ancora lì, bisogna crederci, non bisogna mollare. Rafa Folì, la battuta va fuori, questo è un brutto sbaglio. 8-6, giro campo, 8-6, gira il campo adesso la formazione della Savino del Bene, che è a un passo dal provare a vincere questa gara. 8-6, 2 lunghezze di vantaggio. Conegliano deve rimanere nel match, deve rimanere in partita, deve rimanere agganciata la Savino, che però sta giocando, signori miei, sta giocando. Cambio, ed è il solito che siamo abituati a vedere di Parisi, con Visconti dentro al posto di Vasileva. E allora dentro Visconti, fuori Vasileva. Eccola Visconti al servizio, alla battuta.
8-6, due lunghezze da recuperare, bisogna fare attenzione, non possiamo concedere nient'altro. Murata con Fabris che trova ancora una volta il muro e guardate, anzi non potete vedere, ma è stata sempre lei, Lucia Bosetti. Lucia Bosetti, un muro devastante su Fabris, ancora Fabris fuori, dentro Lowe. 9-6, tre lunghezze da recuperare per Conegliano, deve provare a crederci ancora. Visconti, Bagher di Kill, poi ancora Lowe, viene Malinov. Visconti dalla parte opposta, Lucia Bosetti, e allora attacca Conegliano, lo fa con Hill, ma tiene Savino, ancora Hill, ancora due volte Malinov, la rigioca, tiene questa volta il muro di Conegliano, si arrabbia Lucia Bosetti perché non c'era nessuno in copertura, non c'era nessuno a raccogliere questo pallone che gli era stato bloccato dal muro di Conegliano. Nove a 7 per Savino Del Bone. Lowe al servizio, palla che va, che brutta questa battuta, che brutta questa battuta, non si possono sbagliare queste battute in questo momento del match, non si possono sbagliare assolutamente, brutta battuta. Stefanovic prova a giocare Conegliano, ancora con Kimberly Hill, il muro però di Savino tiene, Malinov spinge per Lucia Bosetti. Hill, la più lucida delle coneglianesi, ma adesso il diagonale termina fuori. Attenzione perché prende 4 lunghezze di vantaggio la Savino, vuole time out. Daniele Santarelli ferma le sue, Daniele Santarelli ferma le sue. 11 a 7, 4 lunghezze di vantaggio per la Savino, che sembra aver più grinta, più voglia di giocare, più voglia di vincere, più quel carisma, più quella necessità. Ha combattuto sul campo, lo ha fatto anche Conegliano, però in certi momenti non c'è stata, non è stata la solita Imoko, non è stata l'Imoko devastante a cui siamo abituati a vedere quando gioca con la formazione titolare, diciamo. In questo caso oggi le ha provate un po' tutte Daniele Santarelli per cercare di vivacizzare le sue. Stefanovic ancora con l'attacco dal centro di Lowe che trova un'altra murata, e allora Ferreira secondo me dice basta a questa gara. 12 a 7, 3 lunghezze per chiudere. Conegliano ne ha 5 da recuperare per andare al pari, per andare in parità. Attenzione, Stefanovic, palla che va nel campo di Conegliano, attacca Hill, è l'unica che la sta facendo, che sta provando a tenere, trova il muro ancora su Lowe e su De Cruyff, sempre lei, Lucia, ancora Bosetti che mette giù questa palla del 13° punto. Lucia Bosetti è veramente una gran giocatrice, ha trascinato le sue, le ha trascinate, non un grande primo set, però poi un diesel, si è scaldata piano piano. Stefanovic alla battuta, prova Conegliano, ma non ci sono più idee, riesce in qualche maniera De Gennaro a rigiocare questa palla, poi ancora Hill, solo lei, ma non passa nemmeno lei. Malinov che trova il punto su muro, e allora 14° punto, ultimo punto, tie break decisivo, match point per Savino Del Bene. Savino Del Bene al match point per la compagine fiorentina, che prova a chiudere la partita, prova a vincere questa gara di Champions e prova decisamente a staccare il passaggio ai quarti di finale. E allora non ci sta Conegliano, non ci sta, perché il primo match ball lo annulla, ma ce ne sono 7 ragazzi, è lunghissima. Miriam Silla dentro al posto di Fersino, le prova tutte, le tenta tutte, naturalmente
Daniele Santarelli, però secondo me è già chiuso la mente soprattutto dalla parte opposta. E allora Hill alla battuta, secondo match ball che passa in questo istante, tiene ancora Conegliano, prova, non molla, Hack, eccolo lì, no, è fuori, ma c'è forse il tocco a muro, vediamo, no, vuole il video check, fa bene a chiederlo se ce l'aveva Parisi. E vediamo che cosa decide l'arbitro, vediamo cosa decide il video check e vediamo se si chiude qui la gara. 14 a 7, a 8, ci sono 7 lunghezze da recuperare. Per Conegliano sembra ormai lontana la possibilità di vittoria, pare che va dalla parte di là, quindi è punto per Conegliano. È punto per Conegliano, non c'è il tocco, quindi Conegliano aggiunge un punticino, annulla anche il secondo match ball, il 14 a 9, il la mette di qua, adesso la palla scotta, Malinov, Hack con De Gennaro che dice di no, poi Hill ancora, De Gennaro in bagger, di qua la palla per la formazione della Savino del Bene che va con lei, è giusto che la chiuda lei, era giusta chiuderla lei Lucia Bosetti, 15 a 9 e allora 3 a 2 vince la Savino del Bene Scandicci, va avanti decisamente in Champions, mentre Conegliano adesso dovrà affidarsi a una posizione di secondo in classifica che sarà molto difficile. Noi continuiamo, ci fermiamo un attimo e continuiamo con le interviste che riusciamo a fare, quindi rimanete con noi su Facebook, sulla pagina di Veneto Globe, ma vediamo cosa riusciamo a portarvi ai nostri microfoni adesso, dopo il termine di questa gara, vinta 3 a 2 dalla Savino del Bene Scandicci, vinta molto bene, dobbiamo essere onesti, dalla formazione fiorentina, che vince al tie break per 3 a 2 contro l'Imoco Volley Conegliano. C'è scoramento, c'è difficoltà a capire la sconfitta di questa sera. Allora rimanete ancora con noi, tra poco ci risentiamo.